Salve a tutti ragazzi, sono Matteo Vitali e siamo su un episodio di... aspetta, fammi decidere... Storia con questo. No, iniziamo qui. Comunque spero che il mio modo di registrare vi piaccia. Sto puntino, non so perché ma qua. Iniziamo a... mezzo secondo. Vabbè, alzo un po' il volume. Il fondo dell'ANSA gli permette di riunire un'alleanza da cui può ricevere rinforzi di altri aiuti. L'Unione forza. Ok. Per vincere una battaglia devi avere almeno una stella. Le stelle divengono assegnate quando distrugge il municipio del nemico o più della metà dei suoi edifici. Nulla, perché non posso farlo se prima non conosco questo, sì, sempre questo. Ok, qual è il mio sito? Di un video. Questo. Non mi ricordo come si chiama. E ci mette 2 ore. Beh. Gameloft. Ma che è ripartito? Sai che faccio così col dito però non c'è più. Sono non c'è dato trovare. Che bello, Giuseppe. Che cose di trovare. Così. Se vedete altro video, se vi piace, e soprattutto che video c'è. Che bel tempo. Ho detto aspetta questo video. Hai sentito? Cesare è morto, i commentatori di tutto l'impero stanno cercando di prendere il suo posto. Ecco perché sono qui. Ci stanno invadendo, ora. Io so, non esattamente quello che avresti voluto per il tuo primo giorno qui, ma è la vita. Fortunatamente hai delle truppe disponibili, quindi sarà meglio colpire il nemico prima che la tua città venga devastata. Cavolo, mi sta prendendo qui. Guarda, ti dico, ora tocca un punto vicino, adesso per indicare dove dovremmo lanciare l'attacco. Oh, cambiare. Non mi ricordo che bello. Tu mi ricordi. Siamo a 4 minuti 24 unità. Quando ti vendichi non perdere le risorse. Le case e le fattorie dell'albero della vita interrompono la produzione se il loro spazio di immagazzinamento è pieno. Sono i barbari. Non
Vediamo. Una che vive nella base di una provincia solida, costruisce potenti fattorie e case. Dato che è un deposta ostile e sta cercando di rubare la sua città, hai bisogno di difendere. Io consiglio di mettere le ore di guardia al centro dell'intera città per difendere della meglio. Per difendere la cosa, non c'è diverso. Non rubico, mi sembra. Arriviamo al tercello. Beh, adesso sto attendendo le lezioni di matematica. Dove voglio fare i soldi. Siamo a 6 minuti, beh, facciamo caldo. Spurious, cerchi di prenderti. Che tenerezza. Quasi mi dispiace per doverti schiacciare come un moscerino. Diana, Spurious è un po' suonato, ma rimane fino ai denti. Hai più possibilità di successo se lo attacchi per primo. Ok. Forse. Questo non è violento o mi sbaglio? Attacchiamo. Questa sarà una cosa definitiva quando si attacca da questa qui. Perché siamo già a 6 minuti. Sono già 7 minuti. Per fare i video più lunghi però bloccherà tutto. Proviamo delle indizi e una testa. Ok, infatti sai bisogna prendere tutte le risorse dicendo che avevo quando uno e l'uno, grazie. Scusa Spurious, cosa attaccarmi? Sei davvero scortese. Chi ti ha insegnato le buone maniere? L'hai colto di sorpresa una volta, magari poi non sarà così facile. Se vuoi avere qualche possibilità, dovrai fare in modo che le tue economie sostengano i tuoi sforzi bellici. I soldati hanno bisogno di cibo e gli edifici hanno spesso bisogno di monete. Beh, facciamo questo. Siamo qui. Devo fare qualcos'altro per vedere. Bene ragazzi, direi che il video è finito qui, l'ho fatto abbastanza lungo spero. Se volete altri video sempre in stagione, costruzione di documenti attuali, la casa qui ci mette è difficile. Tipo distruggiamo tutti. Dai, tutti questi progetti di costruzione ti costeranno parecchio, ti servirebbero più continenti, più case, più tasse e più monete per la provincia. Beh, comunque sia, metto qua questa cosa, la metto vicino all'accampamento. Spero che il video vi sia piaciuto. Le monete saranno disponibili in abbondanza e ti servirà un po' solo per conservarle. Lo spazio all'interno del municipio non è finito, sai? Non posso dire questo video. Beh, qui il video finisce qua, poi vi